Il referendum del 22 ottobre passa sotto la lente di ingrandimento del Servizio Studi del Senato, che esamina da vicino diversi aspetti della consultazione popolare di Veneto e Lombardia. Nel sottolineare come sia la prima volta nella storia della Repubblica che i cittadini saranno chiamati a decidere se desiderano una maggiore autonomia per la loro regione, il Dipartimento di Palazzo Madama chiarisce subito come il referendum non sia né vincolante né strumento automatico per l'attivazione di una maggiore autonomia. L'iter prevede infatti successivamente al voto un'intesa tra regioni e governo entro 60 giorni. Ma anche l'avvio dei negoziati non conduce ad una certezza della maggiore autonomia. L'Ufficio Studi sottolinea come non sussista alcun obbligo per i due negoziatori di concludere l'intesa. Intanto il dibattito politico si accende anche all'interno dello stesso centrodestra, dopo l'intervista radiofonica alla trasmissione Zapping del deputato leghista Giancarlo Giorgetti, in particolare a far discutere questa sua dichiarazione. Il Friuli Venezia Giulia è un po' la situazione di autonomia a cui potrebbero arrivare teoricamente la Lombardia e il Veneto, certamente non le forme di autonomia che sono previste per il Trentino Alto Adige, che hanno, diciamo così, degli statuti particolari che affondano a radici storiche. Giorgetti, commenta Luca Zaia, giustamente ha detto che l'autonomia possibile in base alla Costituzione è quella dell'articolo 116 e non quella di Trento e Bolzano, che ha bisogno di una modifica costituzionale. Primo, la modifica costituzionale non è vietata per legge. Secondo, se diamo tutte e 23 le competenze in base all'attuale Costituzione, di fatto diventiamo come Trento e Bolzano, perché ci portiamo a casa tutte le competenze e anche ovviamente le risorse. Altra polemica in seno al centrodestra, quella con Fratelli d'Italia, dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni, che ha definito il referendum sola propaganda. Siano rispettati i veneti e siano lasciati in pace, da primo. Da secondo devo dire che non c'è nessun problema nella mia maggioranza. Fratelli d'Italia c'è con un consigliere, il consigliere Berlato, il quale ha votato e sostiene pubblicamente il referendum e sostiene il sì. Per me la questione non c'è.